Mi trovo in centro a Padova e sono qui per raccontare una storia di imprenditoria femminile durante la pandemia. Sono qui alla Eledor, che è una piccola azienda padovana di borse. In un momento pandemico delle donne resilienti hanno deciso di rimettersi in gioco. Negli ultimi anni abbiamo avuto delle esperienze lavorative che si sono concluse non propriamente bene, quindi abbiamo dovuto reinventarci e rimetterci in gioco. Sono borse per le donne pratiche che tutti i giorni hanno una vita frenetica, perché nelle nostre borse, nonostante piccole, ci sta il mondo, perché nelle borse delle donne ci sta il mondo, quindi il portamonetine, cellulare, ci stanno le chiavi, ci sta di tutto, il rossetto ovviamente che è fondamentale. Poi noi abbiamo il lipstick che è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia, perché noi siamo delle lipstick girl. Durante la pandemia noi abbiamo trovato un'opportunità, l'abbiamo colta, sia io che Dorella, rimettendoci in gioco e dando vita ad uno degli accessori più importanti per una donna, ovvero la borsa. E la crisi non è una sconfitta, è un'opportunità. E allora dalla Eledor, buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino, ciao a tutti. Ciao ciao.